Ciao a tutti, benvenuti a questo Let's Play in cui, come promesso, farò questa partita con Venezia in seguito eh, al dibattito che c'è stato su YouTube. E sarà una partita di tipo soprattutto commerciale e anche coloniale, in quanto vorrei in questa partita provare a fare ciò che non è stato possibile per gli stati italiani nel tardo medioevo e nell'età moderna, cioè la colonizzazione del mondo nuovo, insomma. E un'altra cosa, questa partita si svolgerà eh, con l'espansione Conquest of Paradise eh, e quindi anche con la nuova patch, la 1.4, e quindi ci saranno alcune novità. Ho pensato che fosse bene aggiornare il gioco prima di iniziare questa partita e quindi in realtà scoprirò anch'io meglio con voi le nuove possibilità di colonizzazione. So che appunto sono stati introdotti i viceré, insomma, per il governo delle province americane e, e questo comporta, insomma, una maggiore complessità nella gestione dell'impero coloniale, possibili guerre di indipendenza e cose di questo genere. Sono state anche aggiunte nuove popolazioni americane e più province. E il gioco è stato reso ancora un po' più difficile perché mi è sembrato di notare nella breve partita esperimento che ho fatto che l'esaurimento di guerra o logoramento di guerra, come si vuol dire, mi pare che cresca più velocemente che nella precedente versione del gioco e soprattutto è più difficile fare pace quando si sta perdendo perché non viene più accettata la rimozione dei patti con altri stati come diciamo scusa per fare la pace. Spesso si poteva usare quasi un trucco, un semitrucco, diciamo, eh, perché per far pace bastava annullare qualche trattatello, no, con gli stati rivali di un altro stato e si riusciva, diciamo, a scampare magari a danni peggiori. E invece adesso è quasi, non capita quasi mai di poter far pace in questo modo, infatti il nemico rifiuta questo tipo di pace. Le cose che ho notato principalmente sono state aggiunte alcune possibilità come quella di creare un nuovo mondo casuale, cioè si creano dei continenti assolutamente fantomatici, nel senso che non sono quelli reali, ma il fine di questo è creare l'impressione di scoprire davvero un mondo nuovo di cui non si ha la più pallida idea della geografia che può avere. E, e in più c'è anche la modalità osservatore che forse c'era già però anche prima, non lo so. Comunque ho notato anche questa cosa, uno può inserirsi nel gioco da osservatore senza controllare nessuno stato. Va bene, quindi siamo pronti a iniziare la partita con la Repubblica Marittima di Venezia. E... Beh sì, dai, proviamo. Inoltre sono state aggiunte alcune nuove mappe, di cui una davvero utile. Allora, qui ci dice che abbiamo scoperto due province inutili. Allora, come vedete la mappa adesso non è già svelata, ma è sempre da svelare. Cioè, non solo qui è da svelare, ma anche qui non è svelata. Anche se io non ho selezionato l'opzione di creare un mondo casuale, quindi l'America sarà come la conosciamo. E le nuove mappe sono le ultime. Ci sono quelle climatiche che riguardano più che altro l'esaurimento di guerra. Allora, questo mostra quanto sono freddi gli inverni. Questo invece ha la regione temperata e arida.
E ecco, questo qui invece mostra, questa è la mappa utile, mostra che beni vengono prodotti. Una volta uno per sapere che beni venivano prodotti doveva scorrere provincia per provincia e controllare, invece adesso è molto più semplice. E va bene, così siamo pronti a iniziare la partita. Mandiamo subito le nostre navi in pattuglia, pattugliare insomma le rotte commerciali, i nostri diplomatici. Purtroppo con Venezia abbiamo già tutto tre slot diplomatici occupati su 4. Beh, ma uno lo liberiamo subito perché garantiamo i cavalieri. Vabbè, allora, una cosa che voglio fare subito è allearmi con la Francia. Infatti l'Austria cercherò di tenerla amica all'inizio, ma poi so già che diventerà nemica, quindi la Francia può essere un buon alleato al nostro fianco contro l'Austria e quindi voglio allearmi subito con loro. Ok, li ho mandati alla fine questi, sì. Poi c'è i nostri mercanti. Allora, essendo una repubblica mercantile, meglio sapere dove sono. Questo di Vienna, io non capisco cosa ci fa a Vienna, sarebbe meglio. Forse. Penso sia meglio mandarlo a Ragusa, dato che intendo conquistare Ragusa. Quindi questo che avviene lo mandiamo a Ragusa, che così poi proteggiamo a Ragusa magari appena possiamo i traffici e ci verrà qualche afflusso in più a Venezia. Allora, una bella domanda su quello che farò adesso sarà, appena ne avrò la possibilità, quale idea nazionale prendere. Infatti, allora di sicuro quelle di commercio sono importanti per Venezia, ma io pensavo proprio di partire da quelle di esplorazione, in modo da cercare di bruciare il tempo, insomma, e precedere gli spagnoli e i portoghesi. I portoghesi sarà un po' difficile. Anzi, anche gli spagnoli hanno già, insomma, qualche colonia, però vorrei almeno essere alla pari con loro nello sviluppo delle colonie. Per fare questa cosa intendo fare una mossa abbastanza forsennata, una di quelle che non andrebbero fatte perché per la stessa ragione per cui adesso è più difficile far pace, quindi. Però intenderei dichiarare guerra al Marocco per prendere questa provincia, che non ci dovrebbe costare troppo integrare, piuttosto che questa è molto più ricca, però le tradizioni berbere rendono l'integrazione molto costosa. Quindi questa provincia non sarebbe male, costerebbe 40 integrarla, quindi niente di tanto, per poi partire di qui per le colonizzazioni. Io quindi anche come prima idea partirei proprio da quella di esplorazione, in modo da precedere tutti gli altri. E inoltre, ecco, avere la Francia come alleato ci aiuterà poi più avanti anche contro la Castiglia. Allora, quindi dichiariamo guerra proprio così, ex abrupto. Spendiamo un po' di meno perché ci conviene, tanto non riusciremo ad arrivare subito in Marocco, e dichiariamo guerra. Non abbiamo casus belli, il che è un po' grave perché ci toglie molta stabilità. Che missioni ci sono? Per conquistare Cipro no, anche perché abbiamo problemi già di integrità religiosa, perché Creta è ortodossa. E quindi forse il prestigio, dato che perderemo stabilità. Potremmo anche fare l'alleanza con Ferrara, ma abbiamo già
Potremmo farla, tipo farla e poi disdirla subito. Sarebbe un po' ridicolo, però guadagneremmo cose utili. Se no anche a migliorare il prestigio. Perché, vabbè, iniziamo a dichiarare guerra a sti marocchini. Ok. I nostri vassalli fanno finta di aiutarci. Allora, dobbiamo anche reclutare qualche uomo. Vediamo che advisor abbiamo. Land maintenance, oppure morale dell'esercito. Allora, prima di tutto gli diciamo di usare questi che sono buoni di cambiare unità, in modo che queste siano più favorevoli nell'attacco. E da un lato, dato che non siamo ancora ricchi, ridurre i costi non sarebbe male. Però mi sa che almeno all'inizio conviene puntare sul morale dell'esercito. Diplomatic questo, perché al momento i nostri commerci non sono così fiorenti da rendere fruttuoso questo advisor, mentre questo ci servirà per integrare i vassalli e anche per stipulare la pace migliori, ma al momento non ci serve. Beh, possiamo aspettare. Boh. Questo, sono tutti e due buoni quelli. Al momento non abbiamo inflazione. Beh, non possiamo neanche reclutarli tutti, se no ci impoveriamo troppo. Io direi facciamo questo e basta al momento. Possiamo già passare il Liquor Act. Ci conviene. Costerà un po' più la stabilità. Qui io direi di spendere i soldi per ridurre subito l'esaurimento. I soldi, il potere diplomatico, perché già abbiamo rischi rivolta, a meno che spendere quello militare. Per quanto tempo? Per 10 anni, dai, facciamo questo. Non vogliamo avere rivolte durante la guerra. E intanto qui non abbiamo nessuno. Allora, dobbiamo costruire qualche nave a partire da una bella nave pesante e anche una nave da trasporto, non è male, dato che non abbiamo molte navi da trasporto. La Francia ha accettato la proposta. In effetti magari avendo appena scatenato una guerra non avrebbe cambiato idea nel giorno stesso. Forse era meglio aspettare un giorno. Allora, avendo dichiarato subito guerra, il Marocco non aveva alleati. Speriamo di aver fatto bene, che non si schieri di colpo il Portogallo. No, chi si potrebbe... Beh, non credo ci saranno gravi problemi. Allora, tipo la Tunisia, però non mi fa tanto paura la Tunisia, dirlo la verità. C'è Ragusa? No, vabbè. Iniziamo già a portare avanti le armate. Ah no, sono un po' demoralizzate. Inoltre dovremmo comunque aspettare. Adesso vediamo quant'è che ci dà di guadagni in questo modo. 4,5. Ok. Adesso che c'è quello a Ragusa 4,7. E se invece mando questi tutti a Ragusa 4,9, quindi un po' meglio. Come vedete in questo modo possiamo trasferire più denaro a Venezia. Questi ce li mandano giusti a Venezia, sì. Quindi secondo me però la cosa migliore sarebbe dividerla un po' a Ragusa e un po' a Venezia. Vediamo un po' se va meglio.
4,9. No, cosa succede? Questo è il modo peggiore. Ah no, 4,8. No, meglio mandarli tutti a Ragusa allora. E anche meglio essendo in guerra, dato che... Ok. Rischiamo. Allora, prima di tutto... Vabbè, prima di tutto mandiamo questo in Austria, che l'Austria adesso non ci vuole tanto bene perché ci siamo alleati con la Francia. Ok, meglio tenere la flotta unita, dato che eh, no- i nostri nemici non hanno certamente buone intenzioni. Ecco il nostro... Cavoli che leader. Forse ci conviene tentare subito l'attacco. Ci conviene anche, ok, avere un ammiraglio. Allora la flotta del Marocco non è debolissima perché ha 2 navi pesanti, però per il resto... Dov'è? Marocco. Beh, ha 2 navi pesanti ma non ha galee, quindi nel Mediterraneo noi siamo molto avvantaggiati. In ogni caso sto costruendo anche una nave pesante. E quanti uomini hanno adesso? Noi 13, loro 9.000 uomini. Siamo un po' avvantaggiati, però abbiamo solo 8 navi, il che non ci aiuta molto. Allora aumentiamo un po' la velocità. Pensavo anche di fare magari dei... la Tunisia è entrata in guerra. Vabbè, attacchiamo la Tunisia per prima magari. Avevo... Ah, l'Ungheria è nostra rivale, quindi non ci lascerà passare, maledetti. Allora, abbiamo un uomo libero. Gli diciamo, Rodi, non ce ne frega niente di te. Allora, non posso usare uno dei pochi slot diplomatici per te. Allora. Ah, ecco, poi la missione. Forse in effetti prima di... Per prima cosa magari dovremmo aumentare la stabilità. Vabbè che per le repubbliche avere una stabilità un po' più bassa non è così grave. Per la monarchia è molto più grave. Allora, però calma. La flotta nemica non si vede, perché potrebbero attaccarci la nostra flotta commerciale coi bischeri. Forse è meglio mandare la nostra flotta qui intanto che prepariamo l'esercito. Siamo molto ricchi. Poi volevo costruire... no, però Ungheria, non odiarmi così. Cosa t'ho fatto di male? Che nemici abbiamo? Ungheria, Aragona, anche Aragona. Bisanzio. Vabbè, Aragona non è che faccia tanto paura, però... Più che altro l'Ungheria, se ci colpisse alle spalle, non sarebbe molto bello. Allora, qui abbiamo ancora un uomo. Allora, la cosa che potremmo fare è appunto sta alleanza con Ferrara. Ma sì, facciamola. Alleanza con Ferrara. Oh, magari non l'accetta più, perché siamo in guerra. Che stupido. Ho fatto una stupidaggine.
È una guerra stupida a Ferrara. Cerchiamo di migliorare velocemente le relazioni. Allora, adesso li mandiamo a Corfù questo. No, perché volevo subito passare all'obiettivo del prestigio. Eccolo. Guarda sti barbosi. Allora, prima battaglia navale. Mi sa che affonda la nave di Corfù. No, non hanno fatto in tempo. Ah, non hanno neppure un leader. Ecco, adesso la nostra flotta si è riunita. Stiamo stravincendo, direi. Allora, sarebbe stato ottimo distruggergli anche gli uomini. Invece no, abbiamo solo guadagnato una nave commerciale. Beh, meglio. Allora, adesso... Ah, bene. La nave commerciale come è messa? Sarà completamente distrutta. Quindi per ora, dato che questo non ha subito danni, ci rifugiamo di nuovo. Però non siamo riusciti a infliggere danni all'esercito. Solo le navi sono state... abbiamo solo catturato una nave. Boh. Beh, ringraziaci Corfù, ti abbiamo salvato dall'attacco nemico. E voi? Che gente noiosa. Ah, giusto. Però poi se l'Austria ci odia... Vabbè, se l'Austria ci odia, vabbè. Adesso metterò in atto l'ultimo trucco che io credo sia rimasto, cioè quello di mandare a richiamare continuamente sti diplomatici in modo da tartassare un po' tutti. Quant'è che ci manca? Pian pianino. No, questo trucco non è che funzioni troppo, perché adesso dobbiamo aspettare il 10 aprile. Infatti ho sbagliato. Come va la nostra flotta? Sì, ho subito solo qualche piccolo danno. Allora, ma nel frattempo mandiamoli in Ungheria. No, aspetta 2 giorni. Se mi faccio fare un po' il giro al mondo, sti qua. Perché abbiamo già 4 relazioni diplomatiche? Un momento. Ci ho perso qualcosa. Ah sì, Ferrara, perché la stiamo garantendo. Fai la brava, Ferrara. Tanto facciamo ancora qualche reclutamento. Vabbè, rimaniamo un po' calmi adesso. Bisogna capire cosa farà la Tunisia. Non ha un grande esercito, credo. E neanche una grande flotta. E l'ideale sarebbe stato... Perché questo... Ah, un momento. Chi è la Svezia? Controllore la Curia. Su chi investiamo? Su questo, è il più anziano. Cosa stavo dicendo qualcosa? Ma dato che ho l'Alzheimer... No, ecco che questo leader, questo Doge, tende a morire piuttosto presto. Perciò, dato che ha delle capacità così buone, sarebbe il caso di sfruttarlo.
Ho fatto una partita di prova e è morto subito. E anche quando avevo fatto la prima partita con Venezia senza patch né niente, era morto subito, qualche mese fa. Era morto subito anche in quell'occasione, quindi temo ci sia un evento che lo voglia morto subito. Magari invece questa volta vive 100 anni. Che facciamo? Ma proviamo... Ah sì, mandiamo la nostra flotta. Tanto ormai la nave a trasporto è pronta. Quanto spazio abbiamo di reclutamento? Possiamo reclutarne ancora una. Proviamo. Una da trasporto. Ma in realtà non ci conviene perché credo riusciremo a catturarne altre dai nemici. Cercheremo di fare uno sbarco in Tunisia. Ah no, però aspetta un momento. Non riusciamo a ripararla? No, vabbè, abbiamo perso un mese di riparazione. Era meglio aspettare un momento più propizio. Perché riceviamo così poco denaro? Ci sono questi sbalzi. Naturalmente la nostra dichiarazione di guerra ci ha anche fatto aumentare un po' di... avere un po' di espansione aggressiva. Mica tanto. Solo un po' col Marocco. Cioè niente. Nessun problema. Più che altro è la stabilità e gli esaurimenti di guerra che adesso ci devono preoccupare. Vediamo se riusciamo a far riparare un po' le navi. Nel frattempo. Forse potevo staccare quelle danneggiate, ecco. Questa forse era l'idea migliore. E tra l'altro... meno una nave. No, aspetta. Non facciamo... Chissà cosa succede se c'è meno una nave. No, non credo sia una buona idea. Forse ci darebbe esaurimenti di guerra o cose del genere. Il che non è auspicabile. Una flotta tunisina senza leader. Qui abbiamo un'altra nave a trasporto. Vabbè, allora, queste navi le dobbiamo assolutamente mandare lì. E anche queste. Dov'è che vanno? Scappano. Cazzo scappano? Ah, quindi non arrivano in tempo. Allora un momento. Aspettiamo un giorno, non è male. Si vede. Adesso cosa fanno? Malta. No, si sta ritirando. L'importante è non trovare quelle due flotte lì alleate, cioè insieme nello stesso momento. Se no potrebbero darci qualche problema. Adesso queste lo lasciamo qua. Invece queste le riportiamo indietro. Così. Vediamo se... sì. Abbiamo un po' esaurimenti di guerra perché... Non si sa bene perché. Perché è troppo facile avere esaurimenti di guerra. No, però adesso... Ragazzi, cosa sta facendo? Malta c'ha... Sono infidi questi tunisini, eh? Meglio ritirare le navi. C'è anche... Ok, quindi prepariamoci allo sbarco in Tunisia. Immagino che la flotta a quel punto uscirà per affrontarci, magari no, però è più probabile che lo faccia.
per impedirci lo sbarco. Tu vai dall'altra parte se possibile. No. Vabbè. Forse è meglio unire anche queste altre. Vabbè, che se non le troviamo anche con gli altri alleati. Ma anche se avessero gli altri alleati al seguito non credo possano batterci. Eccoli lì. Vanno a Messina, noi andiamo a Malta. Ci sarà di sicuro uno scontro, mandiamo anche le altre navi. Dove siamo? Ecco, provochiamo lo scontro. Saranno piene le loro navi? Ecco, inizia a pattugliare. Non me lo trovi? Pattugli. Andiamo anche loro. Almeno la galea. Ma non arriverà in tempo, mi sa. E li affondiamo tutti. Per fortuna la Tunisia non ha neanche una cosa che si possa chiamare flotta. Affondate tutte e abbiamo pure preso una nave a trasporto. Allora, tu vai ancora a proteggere i commerci. E mi sa si erano cariche di navi, perché a meno che abbiano un esercito nascosto qua. Allora, noi sbarchiamo qua. Ci impieghiamo un po' a sbarcare, mi sa. Allora, vediamo se questi... No, non Modena. Se adesso questi accettano... bene, bene, bene. Accettano l'alleanza. Quindi dai, non abbiamo fatto cose così idiote. Però devo solo sperare. Dai. Ecco, abbiamo guadagnato un po'. Ecco, invece no, non possiamo più. 3 obiettivi impossibili. Infatti. No, era meglio quello del prestigio. Dovrei perdere... Non posso cedere un po' di prestigio volontariamente, no? Stiamo subendo un po' di esaurimento, appunto. Siamo un po' esauriti. Quanto ci mettiamo, ragazzi? Dai. Qui non credo che... no. Questi dobbiamo annetterli il prima possibile. Perché non si può avere così 2 vassalli inutili. Quasi converrebbe dichiarargli guerra. Sono in grande minoranza. Penso di poterli attaccare anche senza supporti ulteriori. Tu vai ad aggiungerti agli altri. E tu. Ecco. No, però aspetta. Vabbè. Non credo che abbia scampo, no. Beh, dovremmo riuscire a distruggerli senza tante difficoltà. Abbiamo un esercito. Perché il morale è così? Sì, questa mossa non è mai la migliore da fare, però li abbiamo distrutti subito con un leader così forte. Non è che ci fossero alternative. Allora,
Poniamo subito l'assedio a sto punto. L'ideale sarebbe... Allora... Mandiamo... Tu proteggi i traffici veneziani dai fake. Ecco. Però aspettiamo la fine del mese che ci ripara un po' le navi. Poi stacchiamo le navi ancora danneggiate e partiamo, dai, ottimo. Qui abbiamo anche queste finalmente sistemate e adesso ci dovrebbe anche essere la nave pesante, però... Ah no, bene, siamo sempre dentro ai limiti della flotta. Ecco, questo... invece è stato un grave errore. Non hanno leader. Mandare una nave da sola? Come mai ho mandato da sola? Ero troppo confidente. Allora, qui tranne questa mandiamo le altre. Si vede che volevo proprio perdere una nave. Ok, l'ho persa. Perlomeno non l'hanno catturata. Ok, lo scontro ci sarà. Abbiamo anche saccheggiato un po' da queste parti. Sarebbe utile staccare. Vabbè, speriamo di vincere. Messina. Dov'è che va? Ah, noi andiamo a Messina. E quindi siamo sotto attacco, E io sto facendo una cavolata perché li sto mandando di qua. Invece devo mandarli di qua. Questi arrivano. Tu vai di qua. Disastro. Queste vanno a Taranto. Noi però le attacchiamo. Quant'è che... E trovale. Ecco. Non è stata una buona idea perché... No, vabbè. Abbiamo uno svantaggio tattico, non si sa bene perché. Però dobbiamo liberarci di questa odiosissima flotta. E anche se non siamo partiti benissimo, credo ce la possiamo fare, dai. Il morale dimostra che stiamo cavandocela bene. Vediamo come vanno gli assedi. Male, siamo proprio allo 0%. Dai, distruggiamo sta flotta maledetta. Ci siamo presi 2 navi da trasporto, la cui utilità un po' relativa. Allora, tu vammi qua. Allora, ho fatto una cavolata, va bene. Non sono riuscito a distruggere tutta la flotta, però. In particolare sono le navi pesanti che hanno resistito.
E scappa, scappa. No, mandiamoli a Tunisi, sti qua. E buonanotte. Non ha capacità di assedio questo libro. Ah, ecco, finalmente la nave pesante, che sarebbe stato comodo avere nello scontro. Bah, mettiamoli sempre qui. Status quo, insomma non cambia niente in questo assedio. Siete sicuri che non volete distruggere i nostri nemici? Allora io adesso l'alleanza la romperei proprio. Sarebbe male. E quest'atto quasi quasi lo farei anche passare. Se io adesso recluto costui, faccio salire di uno la stabilità, ma ne vale la pena secondo voi? Allora, per prima cosa, no, forse era meglio lasciarlo lì. Non ho calcolato i tempi. Però questo torna in un giorno, credo. Ah, da qui. Però allora i tempi li ho calcolati perfettamente. La prossima mossa sarà togliere anche l'alleanza. Ok. Allora, prima di tutto selezioniamo una flotta commerciale e mandiamola a Ragusa. Secondo di tutto stacchiamo le danneggiate. Sono. Ok, le mandiamo nel primo porto disponibile. Adesso arriva anche la nave pesante. Perfetto. Già questa flotta ora è in grado di fronteggiare quella dei nemici. Però pensavo che quasi quasi. Allora, adesso bisogna decidere che cosa fare della Tunisia, perché io quasi quasi la vassalizzerei. L'Albania. Ecco, niente assalto a... È morto il leader come al solito. Beh, scegliamo il candidato diplomatico dato che intendiamo puntare sull'esplorazione. Allora, qui non abbiamo, ma perché conquistare Mantova? C'è l'Austria che li difende, mica posso conquistarli. Abbiamo già 2 barche di nuovo. Mandiamole ancora a nostro rischio e pericolo a Venezia. Credo che abbiamo una nave in più di quelle che possiamo, che costa 0,07 ducati al mese. Vabbè, la teniamo. La teniamo. Poi ci sono queste che io porterei qua. E intanto dobbiamo finire di reclutare l'esercito. Direi che un reparto di cavalleria è il minimo. Li recluto tutti a Venezia perché poi ci voglio costruire un'armeria per ridurre un po' i costi dell'esercito. Allora, ecco una cosa da fare.
E avere un leader militare anche. Secondo voi forse è meglio dividerlo? Questo esercito. Per diminuire un po' le sale antiguerra. Quante navi da trasporto abbiamo? Un sacco, eh? Ottimo. Non ne dovremo più costruire. Quindi ho fatto bene a non costruirle prima. Allora, adesso, alla fine del mese... questo è buono, questo è buono. Direi guadagnare un'instabilità non è male. A meno che volessimo fare un'altra guerra assurda come questa. Sì, stabilità meglio. Non si vende. Era la vendita dei titoli nobiliari. L'aristocrazia non si vende, ragazzi. Meglio guadagnare stabilità. La morale della favola è quella. Ecco, questi qui è meglio unirli perché non si sa che ci sia mai qualche attacco un po' troppo marocchino. E se dissolviamo l'alleanza, loro si arrabbieranno. Ci interessa, ma che? Non credo. L'unica cosa è che magari la loro fiducia nei nostri confronti diminuirebbe, causando una reazione a catena. Cioè, ad esempio, trust più 1. Vediamo invece dissolvendo l'alleanza il trust, la loro fiducia. Che cos'è che era? Rimane più 1. Abbiamo perso 50. Gravissimo. Pensavo... Oh mio Dio, Ragusa in guerra. Perché non ho stabilito ancora i rivali? Bella domanda, perché non l'ho ancora fatto? Destabiliamo sti due inizialmente. E tu con chi sei in guerra, scusa, con la Bosnia? La Bosnia con Ragusa? Quindi ti conquista la Bosnia? Beh, non è un male. Sai cosa facciamo noi? Intendo conquistare la Bosnia, mi sembra una buona idea. È un po' troppo ortodossa in realtà per essere una buona conquista. Però è anche una preda facile. E appunto dopo le idee di esplorazione io punterei su quelle religiose, perché se no non possiamo espanderci. Quindi partiamo da Dongili, perché bene 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 bene. Beh, pian piano qui l'assedio va avanti. Quindi il po'... chi ci offre? La Provenza. Mi dispiace Provenza. Non voglio offenderti, ma la vostra alleanza mi interessa quanto... Cioè, preferirei che mi dichiaraste guerra. Conquer Ferrara. Questa non è male. Però ci dà 5 prestigio che non è certo ciò che ci mancherà. E qui sono un po' più indeciso. Però dobbiamo scegliere, facciamo questo. Penso che in futuro potrà servire. Ok, abbiamo reclutato tutti.
Food shortage. Bene, bene. Li affamiamo, li affamiamo. Marocco e Tunisia. Abbiamo tutti una stabilità negativa noi, Io e i miei vassalli. Che vassalli del cavolo. Sì, questi possiamo anche lasciarli qui, anzi li mandiamo qui. Ecco, una cosa che mi chiedo è questa. Allora, prima di tutto reclutiamo altri cavalieri, non si sa mai quanti sono quei marocchini adesso, saranno 12.000, aumentano in numero in maniera pericolosa. Mentre noi stiamo inoperosi, cioè assediamo i nemici. Questo è l'ultimo reggimento che possa reclutare, ma li facciamo fuori, ragazzi. Li facciamo fuori. Bravo Novgorod. Io ho paura per Novgorod. Ho paura di Mosca. Vediamo chi sono i paesi più ricchi del mondo, Mi sembra fare questo. Il più ricco di casse statali è l'Austria. Invece il più ricco di entrate, cioè quello che importa, è la Castiglia. Noi siamo la metà. E Novgorod è più ricco di Mosca. Io spero che rimangano alla pari, in modo che prima che non ci tocchi avere Mosca prima o poi come superpotenza mondiale. Vabbè, chi se ne frega, infatti, vabbè. No, è che sono reduce da una partita con Bisanzio e le guerre con Mosca non erano belle, con la Russia. Però a Venezia cosa gliene importa, non lo so. Beh, magari prima o poi ci importerà se conquistiamo questa zona. Oh, Tunisi è decrepita. Lasciamo solo un po' di uomini qua. Cosa ci offri? Sì, credi davvero che ci accontenteremo di così poco? Non vedi che le tue città sono sotto assedio? Arrenditi! Vabbè, basta. Allora, dobbiamo reclutare questo. Oh, bene, un buon leader. Bruno Cassandro. Confidiamo in te, ragazzo. Ehi. Adesso però che abbiamo sto porto, abbiamo un po' di accesso, vabbè, che non vale niente sto centro di commercio. Terribile. Quant'è che guadagniamo? Solo un ducato al mese? Non va bene. Ah, c'è una flotta nemica in vista? No. Ecco qui il loro esercito. Ecco il mio intendimento ora è quello di passare dall'Algeria per arrivare via terra. Penso sia meglio. Però prima voglio finire gli assedi. Giusto. Ah, questo è un po' peggio. Il nostro agente è stato scoperto. Vabbè, un po' di espansione aggressiva nei confronti di questi due stati inutili. Tanto saranno loro più che altro ad avere un'espansione aggressiva nei nostri confronti. Ah, che si va di bene in meglio. Bravi ragazzi. Appena abbiamo radunato il nostro esercito, avremo radunato il nostro esercito, si spera prima o poi. Procederemo all'attacco. Penso che dovremmo reclutare anche qualche mercenario, temo più che altro, perché la manodopera è sempre scarsissima. Una cosa terribile. Ucci. Forse è meglio far pace il prima possibile invece. Cosa dici? Richiamiamo in patria costui. No, non voglio perdere uomini. Ho appena detto che la manodopera è scarsa, no!
L'Etiopia è diventato un protettorato dei Mamelucchi. Ecco, questi invece sanno... No, vabbè. Cerchiamo di non rendere la situazione peggiore di quello che già è. Cosa facciamo? Reclutiamo mercenari? No, beh, reclutiamo 1000 di questi almeno. Adesso noi finiamo l'assedio. Facciamo pace. Anzi, se riusciamo facciamo già pace. Quanti soldi avete, brutti? Brr brr. Vi chiamate così, vero? Brr brr brr. Ah, da qui. Possiamo già far pace. Ma fantastico. Non abbiamo nessun effetto negativo. Perché ci costa così tanto? Pensavo che avendoli come vassalli costasse di meno, invece no, vabbè. Fai anche questo a sto punto. No. Va bene. Sì, direi che averli come vassalli è comunque una buona idea. Perché poi se riusciamo a conquistare province berbere, no? Gliele vendiamo alla Tunisia e poi li annettiamo e ci prendiamo un bel pezzo di terra, un bel appezzamento. Quindi gli mandiamo questa domanda, così chiudiamo anche sto assedio inutile. La flotta... Dove la mandiamo la flotta? Boh. Voi con i vostri contadini pensateci voi, insomma, noi ce ne freghiamo altamente. Ok, allora questo qui lo assegniamo adesso a questa flotta perché avendo capacità di manovra migliora i nostri traffici. Allora, adesso chiediamo l'accesso militare ad Algeri. Ci tocca chiederglielo. Credo ce lo dai. Sì, infatti. E prepariamoci all'assalto. Allora, vediamo. Si hanno un... Non dovremmo subire troppo logoramento dal passaggio. Adesso l'ultimo nostro obiettivo di questa guerra è quello di prendere Ifni. Non sarà facilissimo, però il primo passo è sicuramente sconfiggere le armate di quei maledetti. Vabbè, intanto che abbiamo ancora il vantaggio, qui non investiamo. Alla fine ho preso la decisione... No. E perché non posso più prenderla? Ah, no. Volevo prendere quella decisione, Liquor Act si chiamava. Ah, ecco. Sì, ho un tempismo nel fare le cose, era meglio prenderla subito, no? Così guadagniamo qualche tassa in più. Eccolo. Questo è tornato, lo mandiamo a Corfù di nuovo. E tu? Sei al 70%. Penso che la seconda guerra che faremo sarà proprio contro la Bosnia. Voglio ingrandirmi un po' per prepararmi alla conquista magari di qualche territorio tipo dell'Ungheria. No, l'Ungheria vorrei... Insomma, per poter battere poi l'Austria, diciamo così.
Boemia, Savoia e Tuscany, con chi siete alleati? Voi con nessuno, bravi. La Georgia non se la passa bene. Voi è giusto che vi lasci qui a fare niente? Non è meglio che bloccate i porti nemici, fate azioni di sabotaggio? Ma reclutiamo ancora alcuni cavallerie. Voglio puntare su un esercito di qualità. E anche uno di mercenari. Andiamo, ragazzi. Genova ha dichiarato guerra alla Savoia con fini di conquista. Ma Genova, come cavoli pensi di conquistare la Savoia? Non vedi come sei piccolo e loro sono potenti? Si è trovata pure anche l'Ungheria contro. Invece la Francia se la cava bene. Penso di concludere l'episodio con la nostra eventuale vittoria, si spera, o sconfitta, si spera di no, contro questi malefici. Allora, qui le nostre armate sono pronte. Com'è il territorio qua? Montagne deserte, montagne. Non è una bella zona dove attaccare. Che cosa facciamo? Aspettiamo rinforzi? Forse è meglio. Ma non so se 2000 uomini potranno fare la differenza, però meglio di niente. Vi blocchiamo anche il porto nel frattempo. Però in effetti qui subiamo. Voi non potreste darci anche? Costerebbe anche un po', credo. E qui come va? Mi sa che dovremmo ritirare la flotta, perché io se non me la dimentico. Vabbè, la lasciamo un attimo qua, tanto che non ci sono gravi pericoli. Vabbè, ma iniziamo a prendere sti due. Voi rimanete lì, per una zona di montagne deserte. Non è proprio la zona migliore dove attaccare, forse era meglio difendersi. Però se cambiassi tipo di unità adesso rischierei di essere attaccato. Beh, no, credo. Loro sono nemici? Sì, quindi di sicuro l'Algeria non li fa passare. Questa è bella. Allora il Portogallo ha dichiarato guerra al Marocco. Beh, da un lato non è positivo. Voi che cavoli fate? Avete problemi con... Dai, non ci credo che vi fate impressionare. Cerchiamo di migliorare ancora un po' le relazioni con voi, dai. Ceuta com'è messa geograficamente? Allora, io adesso che cavoli faccio? Perché non voglio che il Marocco perda contro il Portogallo, però voglio batterlo. Mi trovo in una situazione un po' del cavolo. Aia. Gli ottomani saranno i nostri prossimi nemici, quindi spero non annettano tutto Bisanzio.
sa che lo ammetteranno davvero tutto. Mamma mia, che brutti eventi. È una cosa importante arrivare a Ifni prima dei portoghesi, perché se per caso quei malefici andiamo alla loro capitale prima di tutto. Allora, vediamo qui come va. Ecco, se non me ne accorgevo, qui mi affondava tutta la flotta. Vabbè, adesso quindi gli assediamo la capitale e Ifni. Direi questa può essere la strategia d'azione. Quando le avremo conquistate entrambe, il Marocco si arrenderà inevitabilmente. Le finanze non vanno proprio bene. Allora, tu vai a Ifni e tu resta qua. E lasciamone un po' di più qua. L'ideale sarebbe poter assediare Ifni, se voglia. E questi cosa fanno? Ah, ecco, l'esercito inutile che ho portato. Dov'è che lo portiamo? Allora facciamo così, no? Tu vai. Beh, magari sarà utile, dai. Non disperiamo. Allora, una cosa importante da fare a questo punto cediamo. Con chi sono in guerra? Ah, con Genova. Oh no, vabbè, sì, meglio accettare, ci vorranno bene. Forse un giorno si ricorderà. No, in realtà era meglio rifiutare, così non portavano altri aiuti contro Genova, poverina. Infatti tifo più per Genova che per la Savoia. Comunque sono pazzi sti Genova. Forse è meglio mandarli tutti, anche questi qua. Forse è meglio assegnargli. Era meglio quando era possibile, adesso non è più possibile. Vabbè, che come va lì? Qui 16 ci stanno, Vabbè, che faccio sempre a tempo a inseguirli, se volessero provare ad attaccare. Allora, tolgo sto diritto accesso all'Algeria che ci costa potere diplomatico e poi li rimando. Cosa fanno? Ma statevene lì buoni voi. Allora, se il nostro obiettivo è sorvegliarli prima che facciano follie. Sbarcare a Ifni. Ho fatto una cazzata. Questi arrivano. Ok. Dov'è la mia flotta? Flotta? Perché sei sempre nel posto sbagliato? Allora, tu vai a... Dobbiamo far fuori sta flotta maledetta una volta per tutte. Perché 2 navi pesanti qui ci possono fare... Siamo in mare aperto. Quando è che arrivano? Il 12? Io non ho modo alcuno, immagino, di salvarmi. Già. Vediamo se riusciamo a evitare il combattimento. Se no temo che mi affondino tutte le navi. Ma portoghesi, ma quanto abbiamo? Vanno a Safi questi.
Allora, dobbiamo attaccare l'esercito. Era una cosa che non volevo fare. Ma in realtà sarà necessario, magari una volta conquistato. Sì, sarà necessario. Perché ho fatto vero questo? Non voglio favorire il Portogallo. Cosa vogliono prendere? Tangeri, immagino. Vabbè che gli costerà un sacco di potere. In effetti potrei anche lasciarli conquistare Tangeri. Minchia quante guerre ci sono al mondo. Vedo che la peggiore è l'Inghilterra che se la passa malissimo. E anche la Georgia se la passa male, male, male. E guarda qui che roba di coalizione. Conquista Casablanca. Perché volete conquistare Casablanca? Per avere accesso a migliori commerci. Allora, devo mantenere l'esercito unito. Ho capito questo. E se questi li mando davvero qua? Non dura molto la battaglia qua. Speriamo arrivino supporti. Qui com'è il territorio? Va abbastanza montuoso, però le mie truppe sono di tipo offensivo, quindi ho fatto una cavolata. Accidentaccio, che situazione. Intanto fabbrico questo. Ecco, vedi che se ne stanno. Statevene buoni, ragazzi. Mio Dio. Non c'è qualche sbarco dei... Ho capito che riesco a fermarli, ma... Com'è la storia qua? Ma non succede niente. Dovrei tenere unito l'esercito, credo. Già, teniamo unito l'esercito. Come va qua? L'esercito di guerra sale in continuazione. Ecco, bravi, voi tornate indietro, noi ce ne stiamo qua ad assediarvi. Oh mio Dio. No, però adesso non è che possiamo fare cose di questo genere. È un po' rischioso. Tu Portogallo? No, Perché no? Proprio no. Non hanno una buona opinione di noi. Maledetti. Allora, voi concentratevi contro quegli aggressori molto pericolosi. Guardali lì. Distruggeteli, non voglio che si prendano altre province. Noi vogliamo solo questa provincia inutile, alla fine cosa ve ne fate? Ci serve come base di colonizzazione, è più utile a noi, capite? Per quello non è che siamo cattivi. Dai. No, però voi... questo è meglio... Dove li metto sti soldati? Allora, faccio una cosa intanto che è un po' pericolosa, ma punto di nuovo su questi una
una cosa pericolosissima ho fatto, almeno la dovevo fare all'ultimo del mese. Vabbè. Non voi, le flotte. No, questi dovrebbero solo starsene pronti. Dovrei trovare una... Devo tornare proprio così tanto indietro. Almeno dividiamole in due, dai. Stacchiamo le danneggiate. No, sono tutte danneggiate. Vabbè. Allora. Guarda. Stacchiamo un'unità d'assedio. Cioè, un'unità ho detto. Maledetti. Allora facciamo così. No, ma... Aspetta un attimo allora. È meglio... No. Scherzavo. Vabbè. Ecco, bravo. Questa... va bene, facciamo così. No, però la barca no, preferivo... Perché non si può staccare le unità che si... Ah, no, si... È una cosa assurda. Vabbè. Ok. Questa, anche se affonda, non mi importa. Mi serve solo perché... Ecco, lo Stato e la Chiesa conquista Urbino. Sto Stato e la Chiesa, io voglio conquistare lo Stato e la Chiesa. Tu scappa nel mio territorio, Urbino, se puoi. Dov'è la flotta? Questa flotta maledetta. Come se la caveranno quelli là? Nel frattempo. Questi dobbiamo farli scappare perché... Loro non si difendono proprio. Sarà perché sono in debito? E ormai mi sa che hanno perso. Però sono riusciti... No. Com'è che sto vincendo così? Ah, per le bloccate? Beh, non mi sarà difficile. Stato e la Chiesa, come posso negartelo l'accesso? Dato che tu mi dai questa influenza sulle anime. Chi te lo nega? Mettiamone una qua. Non posso... No. Questa affonda di certo. Per fortuna abbiamo un buon generale. Water shortage. Vai. Dovrò tenere la flotta a riposo per un po'. Direi subito di eliminare questo. Però questa non è la posizione migliore dove lasciare un'armata sperduta. Poi queste
Mandiamoli già a Ragusa. No, non era una buona idea perché poi non si ripara. Quanti problemi. Voi state affondando. Dai, resistete. Tu piuttosto vinci sto assedio. Mio Dio, qui quanti arrivano. Segno che io ho dato l'esempio a sti qua. Ecco, io sono invece un idiota perché... Va bene. Andiamo lì a Ragusa. Doppio danno. Ora quanti ci fanno un embargo? Ma perché? Cosa abbiamo fatto? Vabbè. Vedo. Esiste ancora un esercito marocchino? Perché temo ormai che non esista più. Come va? Come andiamo a punti? No. Perché faccio tutte queste domande in un solo momento? Ma non andiamo malissimo. Insomma, possiamo migliorare. Allora, l'esercito marocchino, meglio andare in ordine alfabetico perché non lo troveremo mai, se no. È composto da 11.000 uomini. Va bene. Distruggete gli invasori, dai, forza ragazzi. Chi la vince allora la guerra? Marocco, la sta vincendo il Marocco, grande. Fatti restituire Ceuta. Quando avrà un nemico in me, cioè... ben presto. Ottimo. Un uomo in stato che si oppone. Mi piace sta cosa. Abbiamo guadagnato potere diplomatico. Eccellente. Allora... richiamiamo costui. Come vai? Ma sì, non ci odiano. È già un buon risultato. Ah, e quindi non abbiamo neanche perso la navicella. Che fortuna. Questo lo riportiamo a Venezia. Vorrà tornare a casa, poverino. E noi vediamo se riusciamo a far pace. Riusciremo a far pace. Ma sì che... Però ho fatto un errore perché sì, vorrei chiedere... No, non gli chiediamo soldi a questi poverelli. Ah, cosa stai dicendo far pace? Questi qui non accettano. Allora... Sulle limiti 10, qui 15. Allora ne mandiamo un po' di qua e un po' di là. Tu? Adesso ho fatto una cazzata, però torno subito indietro. Allora, prendiamo solo una cog. Eccola. E con quello lo riportiamo a casa. Invece poi stacchiamo le unità danneggiate, le altre le mandiamo a fare un bel giretto. Però non voglio mica perdere un mese per il diplomatico. Dai, fra poco annettiamo Corfù. Invece gli ottomani vedo che fra poco annettano Bisanzio. Ecco. Forza ragazzi.
c'è la flotta marocchina, che ormai vabbè è sempre più potente. Qualche saccheggio ci dà un po' di guadagni. Dai, vi stiamo assediando la capitale. Siete in guerra con gli altri? Dateci Steifni e fatela finita. Mi sa che non esiste più l'esercito marocchino. Forse. Vediamo. Non è più a Ceuta. Non c'è più proprio. Vediamo se chi vince sta guerra. No. La pareggiano. Il che vuol dire che il Marocco ha perso il suo esercito. Ah, sciocchi. Va bene, avete ancora 7800. Però sono stati sconfitti. E dove sono, scusa? Sti 7... Scusa, ho letto bene. Sì, ci sono, ma sono morti. Ah no, sono qui. Poveretti che scappano. Fanno anche un po' pena. Qui come va? Beh, tra poco è finita. Tra meno di un mese, credo. Guerre del nord che non ci interessano. Manca solo no, anche Costantinopoli. Vediamo cosa fanno adesso gli ottomani. No. Ah, abbiamo bisogno di un punto in più. Cioè, la motivazione per cui non fa la pace è che dobbiamo avere un punto in più. Vabbè. Potremmo provare a prendere almeno Atene. Era meglio che prendessero Bisanzio e non questi qua. Perché prendete le province sbagliate? Non va bene. Vabbè. Ah, va bene. E l'altro lo mandiamo in Austria. Urbino non esiste più. Già, ho inteso. Dai, non dovremmo impiegarci tanto a annettere questi stati inutili. Però perché l'ho mandato in Austria? Lo mandiamo a Nasso, così poi ci annettiamo anche Nasso. Ragusa non esiste più. Povero Ragusa. Povero Ragusa, lo volevano distruggere noi, quindi ci dispiace molto di questo fatto. A dire la verità però, quando finiamo quest'opera qui a Corfù, anzi a fine del mese, cerchiamo di reclamare anche Ragusa. Allora, adesso però ragazzi, questo lo richiamiamo. Dobbiamo fare la pace col Marocco. Di sicuro la fanno adesso, lo sento che la fanno. Ui. Ma perché sono così più potenti, scusa? Le armate. Cavoli, questi hanno attaccato in 200, poveretti. Ok, non ha speranza contro una coalizione così grande. Il Marocco non ha speranza. Accetterebbero la pace di buon grado e anche un bel tributo. Naturalmente questo no. Che razza di trattati avete con gli ottomani?
all'accesso niente. Va bene, dai. Questa direi che è l'offerta migliore che potessimo avere. Facciamo la pace, così un nemico in meno ce l'hanno, dai. Aie, ho sbagliato. Ho sbagliato. Insomma, sì, è fuori target. Il problema sarebbe questo. Accidentaccio. Allora devo prendere un'altra provincia. Off range. È fuori range. E questo è un bel problema. Non avevo pensato a questa piccola eventualità. Questo ce l'aumenta il 50%. Dobbiamo prendere una provincia intermedia. Ma perché devo dichiarare guerre inutili? Non voglio dichiarare guerre inutili. Pietà. Pietà. Non c'è pietà. Vabbè. L'Alsazia è stata annessa spietatamente dall'Austria. E... Le Baleari, ci piacciono le Baleari. A me piacciono le Baleari. Però questi hanno l'unione personale con Napoli. Ecco, ho un'idea. Ecco, novità del gioco sono anche i protettorati e la possibilità di supportare l'indipendenza. I protettorati sono tipo dei vassallaggi con stati meno sviluppati che cederebbero in questo modo potere di commercio. Ai ai ai. E invece appunto sopportare l'indipendenza e dire a Napoli: se tutti i ribelli a sti maledetti aragonesi noi scendiamo in guerra con te, poi quando una volta scesi in guerra ci prendiamo Maiorca, salutiamo tutti. Non sarebbe male prenderci Palma di Maiorca. Ifni, e qui che razza di città c'è? Sidi Ifni. Esisterà davvero sta città, mai sentite nominare. Va bene. Dai che prima o poi ci arriviamo a 190. Con chi sei in guerra, Savoia? Con Genova, vabbè. Non si sa perché devi passare da noi, però. E Genova è stata la prima a vincere un assedio. Non durerà a lungo Genova, fai pace intanto che sei in tempo. Tripoli è diventata vassallo dei Mamelucchi. Perché ci odiate i Mamelucchi? Non si capisce. Va. Ecco, questa è una buona idea. Però implicherebbe che facciamo una pace un po' troppo lunga. Quanti uomini lasciamo a fare la guardia? Questo... No, però il problema adesso è che non siamo riusciti nell'obiettivo. E mi chiedo... il nostro range calcoliamo già che è 240.
240 abbiamo detto. Questo è 200, questo è 400. Quindi forse se prendessimo Palma di Maiorca, e come facciamo a prenderla? Non è facile dichiarare guerra a sti qua. Servirebbe una scusa qualsiasi, un casus belli. Oh. Ma tutto questo lo scopriremo nel prossimo episodio. Alla prossima.